Il 23 luglio abbiamo celebrato la terza giornata mondiale dei nonni e degli anziani, in occasione della quale Papa Francesco ha donato agli anziani un bellissimo messaggio, il cui tema centrale è di generazione in generazione la sua misericordia. Quindi è un messaggio centrato sull'incontro del Magnificat, sull'abbraccio tra due donne, la giovane Maria che va a trovare l'anziana Elisabetta, e in questo slancio, in questa sollecitudine di Maria che fa visita alla sua parente anziana, si esprime davvero la gioia e la gratitudine che nascono dalla consapevolezza che la propria storia di salvezza non finisce con se stessi e con la vita che si dona, ma va oltre noi stessi, no? E questa consapevolezza in fondo è quella che abbiamo tutti noi quando scopriamo che la nostra storia è più grande di noi, affonda le sue radici in tempi e in luoghi lontani nel passato, ma che è importante che impariamo a riconoscere nel loro valore per poter costruire il nostro futuro. Io sono venuta qui perché ero ormai rimasta sola, in una casa molto grande, figli lontano, mi era morto mia mamma e mio marito e quindi soffrivo un po' di solitudine. Sono qua perché in casa non sono capace a fare niente. Non so cucinare e qui sono protetta. Ho mio figlio che è giovane e che desiderava per me che avessi un'assistenza particolare, perché ormai ho 85 anni e non si scherza. Qui mi trovo bene perché tutti ci diamo del tu, questa è la nostra legge. Un nuovo modo di vivere la terza età, con curiosità e spensieratezza, ma soprattutto con la tranquillità di sentirsi assistiti e rispettati. Siamo alle porte di Padova, nella Civitas Vitae, la città della vita, nata 67 anni fa per iniziativa di Monsignor Antonio Varotto e di Nella Maria Berto, come emanazione della Fondazione Opera Immacolata Concezione. In pochi anni, grazie all'iniziativa dell'imprenditore e benefattore Angelo Ferro, la prima residenza per gli anziani ha lasciato il posto a questa ridente cittadella, che è diventata una delle più importanti organizzazioni non profit europee. Oggi, in Veneto, Friuli e Lombardia, sono sorti altri 12 centri come questo. I valori fondanti della nostra fondazione, quelli che hanno caratterizzato tutto lo sviluppo della nostra attività, sono quelli del rispetto per la dignità umana. Sono i valori cristiani, dove al primo posto c'è il prendersi cura delle persone fragili. Oltre a questo, i nostri principi si basano anche su quelli della sostenibilità, perché la possibilità di continuare a esistere nel futuro si basa sul fatto di riuscire ad essere autosufficienti, di gestire quindi in modo efficiente, oculato, quelli che sono i mezzi che ci vengono dati dal settore pubblico o dal settore privato. In questo parco di 12 ettari, fra sculture e piante in fiore, alloggiano 800 ospiti e lavorano 650 dipendenti con un centinaio di volontari. Nei vari edifici, del tutto privi di barriere architettoniche, troviamo un polo sanitario, 2 RSA, un centro per la formazione del personale e poi un asilo nido, una scuola materna, un auditorium, un centro di riabilitazione per atleti disabili e anche un palazzetto dello sport dove si allenano gli atleti paralimpici. C'è anche il Museo del Giocattolo Antico, che ospita ogni settimana tante scolaresche, e poi il Talent Lab, dove ciascuno, notte e giorno, può utilizzare la tecnologia per la ricerca o semplicemente per curiosità. Ma il fiore all'occhiello sono gli appartamenti per gli anziani. Si possono prendere in affitto e fruire anche di altri servizi come la ristorazione. Sottoterra, 2 chilometri di gallerie permettono agli ospiti di raggiungere gli edifici anche nei giorni freddi e piovosi in assoluta tranquillità. Insomma, Civitas Vitae è una vera e propria idea di società, dove i valori dell'inclusione e della solidarietà sono i pilastri di un mondo interconnesso con le varie età della vita. Ecco, noi cerchiamo di valorizzare questi anziani, non lasciandoli soli, ma cercando di colloquiare con loro, stabilire relazioni che dicano simpatia, che dicano accoglienza, che dicano fiducia,
Ecco, e quindi noi cerchiamo proprio di sentire quanto ogni anziano ha vissuto, come ha vissuto e quali messaggi quindi può lasciare a noi. Questa fondazione è un'opera nata nella fede, nata nella carità e deve continuare ad essere opera di fede e opera di carità. Il modello che noi abbiamo cercato di replicare in questo ambito è proprio quello della famiglia allargata. Quindi portare a queste persone una possibilità di poter parlare, di poter interloquire attraverso le generazioni, e questo in una ottica di scambio reciproco. Cioè il giovane si arricchisce dell'esperienza della persona anziana, del suo sapere, del suo modo di fare che molto spesso è pacato, e a sua volta l'anziano si sente di nuovo protagonista. Un sostegno reciproco che vediamo in azione qui fra le persone con decadimento cognitivo e i bambini della scuola materna. E funziona! I pazienti superano più facilmente la depressione e riducono l'uso di farmaci. E anche i bambini sono contenti, come accade anche al Pistodromo, dove gli anziani insegnano loro l'educazione stradale, insieme agli agenti della Polizia Municipale. È un modello educativo e terapeutico intergenerazionale che troviamo anche nell'asilo nido, dove incontriamo alcuni volontari, i nonni del cuore. Quando sono andata in pensione io sentivo che avevo ancora tante cose da dare al di là della famiglia, degli affetti dei figli, dei nipoti, e ho saputo che c'era la possibilità di frequentare un corso di formazione per le persone della terza età. E mi sono iscritta, ho frequentato. Vedi che hanno bisogno di un nonno in più oltre a quelli che magari hanno a casa, e quindi noi diamo tanto a loro, ma loro ci danno il triplo. Vieni Emma! Queste attività non sono solo funzionali agli anziani, danno benefici sia a loro sia ai bambini in equa misura. Il progetto Nonni del Cuore in qualche modo aiuta proprio a riconnettere i legami tra le persone anziane, persone in pensione, spesso anche sole, e i giovani, i bambini, in maniera tale che tutte le età della vita siano connesse, ricollegate e non frammentate come spesso accade nelle città anche. Ricollegare gli elementi della società significa anche ripensare il welfare in un paese che è il più vecchio d'Europa. Secondo l'Istat, infatti, in Italia gli anziani nei prossimi 20 anni aumenteranno del 10%. Ma se esistono luoghi in cui si può vivere senza la paura di rimanere soli, dove i bambini parlano ancora con gli anziani e i disabili possono anche sperare di vincere le Olimpiadi, allora un mondo migliore è possibile.